Amici carissimi, nonostante ci siamo salutati come avevamo mezzo prospettato, la gita non finisce qui. Adesso Giuseppe ci ha portato in un altro posto meraviglioso. Noi uno dei nuraghi che sono presenti in questa zona ce l'abbiamo di fronte, ma non ve lo facciamo vedere subito. Prima cedo la parola al maestro che ci descriverà un po' il contesto in cui siamo. Grazie Martino. Ci troviamo adesso nella cosiddetta Valle de Sorigeddu. Sorigeddu sarebbe il rio che passa qua vicino. In realtà non si è mai ben capito se sia il nome del rio oppure il nome del nuraghe che sostanzialmente ha influenzato l'altro. Fatto sta che adesso, tralasciando questi discorsi toponomastici, la particolarità di questa valle è quella di essere cinta proprio da una corona di nuraghi, che adesso con i nostri amici Martino e Danilo andremo a scovare, perché purtroppo non sono ben visibili, in quanto ormai sono rimasti pochi filari di pietra, che però ci fanno comunque capire un po' quale fosse la presenza, la presenza della popolazione locale. Il primo obiettivo nostro, che è questo qui davanti, che non sono pochi filari. Ah no, lì ce n'è un altro. No, però notare quella rupe di roccia molto interessante. Sì, è bellissima. E lì passa il fiume là sotto. Sì. Lì passa appunto il rio, c'è una sorgente, non sempre attiva, però anche in agosto capita che a volte qualche pozzanghera si formi, non si capisce bene da dove arrivi quest'acqua, ma arriva. È una zona interessante anche perché in quella rupe che vedete nidificano i falchi qualche volta, e quindi si può vedere proprio il nido del falco. È proprio una bella zona. Vai, uno è qua, giusto? L'altro là, si intravede. Lì no. C'è qualcosa lo stesso. E poi l'altro è là sopra. Ah, sulla cima lì. Là sopra, esattamente. Ok. Poi ce n'è un altro che da qui non si può vedere, che si trova a destra rispetto a noi, che guarda verso il Sarrabus, potremmo dire. Eccoci, ci stiamo avvicinando al sito. Intanto stiamo già cominciando a trovare dei resti, delle testimonianze. Ecco qua, Dani ne ha trovato un altro, sì, è pieno, diciamo che aspetta, vediamo se riesco a inquadrarlo. Ma il sito è qua dietro, quindi è qua dietro queste piante, giusto? Dobbiamo tagliare, penso, qui da destra. Ah, quindi non è qua dietro questa pianta? Non è proprio qua dietro. Ah, ecco ragazzi, allora guarda qua, quanto è interessante questa roba qui. Questo bisogna fargli delle foto, Allora ragazzi, io sono scioccato dalla quantità enorme, gigantesca di cocci, di pezzi di terracotta che ci sono qua in questa collinetta, tra l'altro di epoche diverse, si capisce dall'impasto, dal colore, dalla lavorazione. Noi non siamo espertissimi, però è chiaro che comunque la lavorazione è fatta da mani diverse. Ora stiamo salendo su questa collinetta. Giuseppe è già ecco qua. E tra l'altro anche di qua poi si vede che ci sono pietre poste in questa maniera, non si capisce bene. Sì, come dice Giuseppe. Ma non è il nuraghe che abbiamo visto da laggiù questo? È lo stesso invece. Però ho visto un muro. Cioè maggiormente interrato. Sì, intanto continua. Nota che qua c'è Aspetta che salgo su. Sì, una quantità incredibile di... l'ho vista. Ecco qua. Il pezzo della... Dani, fa vedere un po' il mouse. Tra i due tipi. Ma è pieno, è strapieno dappertutto, è seminato qua. Allora, no, non ci spingiamo, però lo riprendiamo così, se qualche esperto magari riesce a darci qualche notizia ce lo può scrivere sotto nei commenti
scrivetecelo nei commenti. E allora qua il muro, ecco qua, che poi deve essere della torre centrale, si vede qua un pezzetto, e poi come diceva Giuseppe, ecco qua, vedete questo pezzo di muro che continua dritto qua, si vede la traccia e poi si infila nella vegetazione, quindi non sappiamo che fine va a fare. Qua invece si vede, Qua invece è chiaro. segue la linea, questa parte è molto interrata appunto, poi dall'altra parte si vede effettivamente qual è l'altezza residua. Ok, quindi non teniamoli ulteriormente sulle spine. Intanto qua ho visto, ma è cosa? Ecco qua, ragazzi, questo è cavolo, questo è, praticamente è rimasto questa, tra l'altro anche qua dietro, guardate. Sì, questa è noi siamo proprio in cima adesso, sostanzialmente, quella che è una delle partite. Esatto, un ambiente che poi è strano perché non è diciamo una stanza, no, perché comunque è irregolare. Io adesso sto cercando di infilarmi dentro senza mi sgazzare. No, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Allora, guardate qui, da fuori una fila di pietre, anzi, qualche pietra fila. Guardate qui, un altro pezzo di coccia. No, ragazzi. Poi ti infili qua e cosa ti trovi? Guardate questa bellissima nicchia, meravigliosa. Guardate che spettacolo. E chissà poi là sotto, lì c'è crollo, chissà cosa doveva finire questa roba qua. E anche lì dentro poi, ecco. Guardate, io provo a infilare la telecamera se si riesce a vedere qualcosa. Guardate che meraviglia. Chissà dove arriva questa cosa, mi viene voglia di infilarmi dentro. Ah no, però chiude anche questa qua, tipo una nicchia. Ma cavolo, ma come cavolo era fatta questa cosa? E poi qua, ecco, chiude così, vediamo un po', scendiamo il dittino. Ecco qua, chiude qui, si vede qui c'era un passaggio, tipo un corridoio, che andava lì dentro c'era un'altra stanza, sicuramente lì c'era la torre centrale. C'era l'ambiente della torre centrale, questo poteva essere anche un monoscala, può darsi. E qua, come dicevo, ci poteva essere sicuramente qua sotto la stanza della torre centrale, no? Che magari adesso è completamente sotterrata, chissà fin dove potrebbe scendere. Qua già abbiamo un indizio, qua sotto, perché si infila qua sotto queste pietre e questa terra. Cavolo Giuseppe, è bellissima questa storia. Aspetta, ho visto un'altra cosa qui. Ancora qua, guardate qui, ma ve ne rendete conto? Questo andrebbe pulito per capirlo bene. Tra l'altro guardate, ancora cocci in mezzo alla terra. No ragazzi, io sono emozionatissimo. Io voglio che mi vediate in faccia mentre dico queste parole. Questa roba è pazzesca, è bellissimo questo posto. Ah, ecco qua già, guardate, qua si vede già comunque una porzione più grande. Intanto qua c'è un pezzo ricostruito, qua qualche fan si è divertito a... Ma sì, a parte che c'è un pezzo di muro anche qua sotto, Giuseppe. Io penso che questo sia tutto interrato, guarda l'andamento del terreno, io penso che qui sia crollato qualcosa e poi succede subito sopra della terra. Poi penso che si possa vedere anche dal video rispetto a me quanto è alto il muro. Sì, il muro è molto alto, sì. Quello che cambia è il livello del terreno, ma non il livello del nuraghe, perché da sopra il nuraghe... Sì, ma poi si vedono anche i livelli delle pietre, no? I filari, però qui, vedi qua giù, vedi qui davanti, c'è un altro... Sì, adesso vengo, intanto continuiamo a riprendere intanto queste belle pietre qua. Questo bel granito, guardate questo particolare qui di come hanno incastrato le pietre qui. Questi dettagli che a noi piacciono tanto. Guarda anche qua, adesso che si sta luce il sole, no? È la prima volta che lo vedo. Vedi che anche qua c'è comunque qualche... Sì, anche qui sembra quasi che ci sia, esatto, un muro che poi... si aggancia, non si incastra qua e quindi probabilmente è successivo. Però guardate che belle pietre che ci sono qui, guardate che bei massi fino là sopra così.
proseguiamo a gironzolare sul lato nord-est. Ancora qui vedete ancora parte del paramento murario della torre centrale. Questa c'è anche una bella dimensione, un bel diametro. Sì, sicuramente era una struttura complessa, non era sicuramente un monotorre, e intorno è evidente che ci fosse comunque un insediamento. Poi, da quello che abbiamo visto, probabilmente usiamo sempre il condizionale perché non abbiamo le competenze per dare dei giudizi. Però dall'esperienza che abbiamo avuto, diciamo, in tutti questi anni, penso di poter dire che comunque questo sito sia stato utilizzato anche per un lungo periodo, perché si vedono delle ceramiche comunque di diversa tipologia, diverso impasto, diversa lavorazione. Guardate che bello, che spettacolo. Ecco qua il golfo di Cagliari, guardate la Sella del Diavolo, lì il Poeto. Guarda, sono molto contento. Lì si vede un altro nuraghe qui davanti, uno qui alle spalle di fronte a Giuseppe e a Dani. Proseguiamo con un po' di voli di drone e poi ci salutiamo. Ed eccoci qui sulla via del ritorno. Ci stavamo dimenticando di salutare, un piccolo dettaglio, quindi siamo in macchina, lo faremo adesso dalla macchina. Cosa dire, è stata una bellissima giornata, abbiamo visto un sacco di siti che poi vi racconteremo anche nel dettaglio con delle fotografie sui nostri social. Vi ricordo che siamo su Instagram, su TikTok, siamo su Facebook, siamo su YouTube, abbiamo il canale Twitch dove ogni giovedì alle 21 facciamo la diretta che parla appunto di argomenti inerenti all'archeologia serrabese. Dalla macchina di Giuseppe è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!